Sulla fine del lockdown è ormai aperto uno scontro anche tra le regioni d'Italia. Dal 4 maggio potrebbe riprendere la libera circolazione delle persone, ma con un limite. Per le 2 settimane successive non si dovrebbero poter superare le frontiere regionali. Questa, almeno, è la soluzione per adesso più quotata nel governo, anche se è chiaro che per una decisione definitiva bisognerà attendere la fine di aprile, quando la curva dell'epidemia dirà se è davvero giunto il tempo della ripartenza. Dal divieto di muoversi oltre i confini delle regioni ovviamente verrebbe escluso il traffico merci e gli spostamenti motivati da regioni precise di lavoro. Resteranno invece in vigore alcune zone rosse nelle aree dove il virus continua a mordere e altre potrebbero aggiungersene in caso di nuovi focolai. Sulle scelte finali inciderà ovviamente il parere del Ministero della Salute e degli esperti del Comitato Scientifico, gli unici in grado di fornire i dati che Palazzo Chigi è chiamato a tradurre in decisione politica. Ma la soluzione di un divieto interregionale andrebbe soprattutto incontro alla domanda dei governatori del centro-sud, causato dall'allentamento prematuro delle limitazioni delle attività produttive del nord e dal rientro di migliaia di cittadini da nord verso il mezzogiorno, con il rischio di generare nuove emergenze.